concerto molto bello, ci siamo divertiti, l'ospitalità del festival e il prestigio del festival assolutamente notevoli. La musica antica è un nostro patrimonio, portarla in piazza è un'operazione di divulgazione fondamentale. Io per esempio oggi ho visto uno strumento che non avevo mai visto. Tante persone ovviamente incuriosito di girare questa manovella, incuriosito tantissimo di questi apparecchi che fanno musica da solo. È stato un bellissimo concerto, soprattutto circondati da queste opere d'arte di ispirazione medievale, e abbiamo potuto avere l'onore di ridare vita a questi dipinti con un pubblico veramente entusiasta e partecipe. E questo è stato un laboratorio molto interessante nel quale i musicisti hanno spiegato ai bambini in modo molto comprensibile e semplice tutti gli strumenti musicali medievali. Grande partecipazione da parte dei bambini, ci hanno riempito di domande, sono rimasti veramente curiosi degli strumenti che hanno poi voluto sentir suonare, è stato veramente un bel momento. C'était vraiment un immense plaisir de jouer cet instrument qui est magnifique, magnifiquement restauré. Emozionante anche solo al pensiero che sia uno strumento che ha 400 anni ed è sempre interessante vedere come sia un linguaggio potente quello della musica che arriva anche se non sei un esperto. J'étais très heureux de découvrir cet instrument attribué à Gasparo da Salo et de le faire entendre au public de Treviso. Siamo qui in questa magnifica location per valorizzare lo strumento rinascimentale insieme a due bravissimi ragazzi del Conservatorio di Udine. Sono molto lieto di questa collaborazione tra il Conservatorio e Antiqua Vox. Sono anche sorpreso di vedere come tanto pubblico è interessato a questo tipo di musica, naturalmente piacevolmente sorpreso. Ci ha fatto particolarmente piacere presentare un programma su cui lavoriamo e che esploriamo ormai da anni e di condividerlo con il caloroso pubblico in Treviso. Il canto gregoriano poi si collega alle nostre chiese. Treviso è molto ricca di luoghi artistici meravigliosi che tendono alla spiritualità. Repertori di epoche diverse, dal Medioevo fino al Settecento, valorizzazione di strumenti storici. Devo dire che è stata un'edizione particolarmente brillante. A Venezia, città della musica per eccellenza, una conferenza concerto per mettere in luce finalmente un patrimonio straordinario, con l'aiuto sempre di Antiqua Vox, che è ormai un partner consolidato. Fantastico, cioè apri la finestra e vedi Piazza San Marco. Abbiamo fatto dei concerti meravigliosi, ecco, è stato davvero un'emozione grande, poi il pubblico ha apprezzato tanto. Ringrazio Antiqua Vox che organizza Baroque Experience, un unicum a livello nazionale, quindi vi invito tutti a visitare e ad ascoltare e a vivere tutte queste esperienze che Antiqua Vox mette a disposizione della città di Treviso.